nel veneziano, bambina di nemmeno 2 anni dimenticata per ore in auto dal padre, morta per le alte temperature, la macchina parcheggiata sotto l'azienda, inutile la corsa all'ospedale dell'Angelo. La piccola figlia di una coppia di Mogliano Veneto nel Trevigiano, il papà doveva portarla alle 8 in asilo ma se n'è scordato e si è diretto al lavoro alla Lodes di via Pialoi. Intorno alle 14 la drammatica scoperta da parte di alcuni passanti. L'inchiesta per corruzione che ha investito l'amministrazione comunale di Venezia dal carcere di Padova, Boraso annuncia le sue dimissioni da assessore. Il sindaco parlerà in consiglio il 9 settembre, domani sarà il ponte votivo. Un imprenditore del calibro di Brugnaro è meglio che non faccia il sindaco, la sua carriera politica è finita e ora le opposizioni dovranno giocarsela bene, così l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Sono stati anni difficili ma ora giustizia è fatta, così il padre della giovane della Castellana trevigiana abusata dallo zio da quando era ragazzina è stato condannato a 7 anni di reclusione. 6 minorenni, 4 di loro hanno meno di 14 anni, indagati per l'aggressione ad una loro coetanea. Ancora una volta la scena ripresa con i cellulari è accaduto a Rovigo. L'ipotesi di una mano pirata per l'incidente ai fuochi di Malamocco di domenica scorsa e quanto emerge dalle indagini ancora in corso. Nuova ondata di maltempo in arrivo in Veneto dalla tarda mattinata di domani, progressivo aumento dell'instabilità a partire dalle zone montane, attesi temporali, grandinate e forte vento. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con la tragedia che si è consumata nel primo pomeriggio di oggi a Marcon, dove una bimba di nemmeno 2 anni è morta a causa del caldo, dimenticata in auto dal papà che si era recato al lavoro nella zona industriale di Marcon. La bimba è figlia di una coppia trevigiana di Mogliano. Ci colleghiamo allora subito in diretta con Anna Maria Parisi insieme a Renato Capoia per tutti gli aggiornamenti su questa tragedia. Buonasera Anna Maria. Sì, esatto, buonasera Francesca, sì, una tragedia, la tragedia della dimenticanza, così è stata ribattezzata anche da alcuni dei colleghi del papà che ha dimenticato questa mattina dopo essersi recato qui al lavoro nella ditta che si occupa di sistemi di illuminazione in questa zona, in zona industriale a Marcone, in via Piaoloi 32, è venuto qui a lavorare dimenticandosi che avrebbe dovuto accompagnare all'asilo nido la bimba di 1 anno che era con lui in auto. Se ne è accorto soltanto all'ora di pranzo, nella pausa pranzo tra le 13 e le 14, quando i colleghi, vista l'auto parcheggiata purtroppo con la bimba, hanno subito allertato l'allarme chiamando il papà che a sua volta ha chiamato disperato sia le forze dell'ordine, ovvero i carabinieri, che il SUEM. Quindi la corsa disperata in ospedale, al pronto soccorso di Mestre del papà, dove l'ha raggiunto anche la moglie, entrambi assistiti poi dai sanitari perché per la piccola non c'era più niente da fare già nel momento in cui sono arrivati i soccorsi, quindi l'ambulanza, le sirene, i colleghi che disperati hanno corso per chiamare il padre della bimba che era rimasta chiusa per diverse ore in auto, ripeto, non c'era più niente da fare. Una tragica distrazione e così per questo papà di Mogliano, per questa famiglia di Mogliano che purtroppo ha visto consumarsi la tragedia proprio nel parcheggio, sul posto di lavoro del papà. Abbiamo sentito anche il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, che si dice basito e esprime le proprie condoglianze alla famiglia, ma non ha potuto raggiungerci. Abbiamo provato anche a suonare il campanello della ditta, ci hanno aperto ma ci hanno detto che non hanno nulla da comunicarci, così anche dall'azienda sanitaria ULS 3 Serenissima, che con uno psicologo sta continuando ad assistere la coppia di genitori, e quindi Marcon purtroppo ancora una volta protagonista di un'altra tragedia. Da qui è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero ad Anna Maria Parisi, grazie a Renato Capoia. Naturalmente nel corso dei nostri telegiornali vi forniremo ulteriori aggiornamenti su questa terribile tragedia che si è consumata nel primissimo pomeriggio di oggi a Marcon. E adesso vediamo all'inchiesta che ha travolto il comune di Venezia, mentre l'assessore Boraso tramite il suo avvocato annuncia le dimissioni. Interviene l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Un imprenditore dice del calibro di Brugnaro è meglio non faccia il sindaco, la sua carriera politica è finita e ora le opposizioni dovranno giocarsela bene. Con tutte le assolute presunzioni di innocenza che sempre sono doverose e, ripeto, senza che da parte mia mai vi sia stato il minimo sospetto di comportamenti meno che legittimi sia da parte di Boraso che da parte di Brugnaro per quello che li ho conosciuti. Premesso questo, è chiaro che un sindaco che ha tanti e così complessi legittimi interessi da tutelare e da difendere si trovi in una situazione molto complessa quando fa il sindaco. Un imprenditore del calibro di Brugnaro non dovrebbe fare il sindaco. Lo pensa, come lo sostengono in realtà in molti dell'opposizione da anni, anche l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che col primo cittadino ha avuto a che fare in più occasioni, così come con Renato Boraso, che fu presidente del Consiglio Comunale durante la sua legislatura. Uno può fare tutte le blind society di questo mondo, può fare tutto quello che vuole, che rimane un personaggio imprenditoriale importante che ha interessi profondi e del tutto legittimi in ogni settore. Una persona che ha tanti e così diffusi interessi imprenditoriali è bene che non faccia il sindaco. Dopodiché, altra cosa sono le accuse a Boraso, che mi auguro davvero, anche per amicizia e per simpatia con Boraso, che si dimostrino infondate. Poi l'ex sindaco commenta la richiesta di dimissioni a Brugnaro da parte delle opposizioni, a cui in aggiunta lancia un chiaro messaggio. Se non dovesse succedere niente, che cosa dovrebbe accadere? Insomma, perché onestamente, perché dovrebbe dimettersi? Che le opposizioni pensino a questo punto di presentare una squadra, una candidatura decente tra un anno. Si andrà a votare nel 25. La carriera, politica di Brugnaro è certamente finita. Questo non c'è dubbio alcuno, perché credo sia il primo a saperlo e a riconoscerlo. Non solo per questo, ma anche per tutte le stupidaggini che ha fatto, il gruppo dei moderati, eccetera, eccetera. No? Quindi è chiaro che ci sono tutte le condizioni per un cambio di guardia al Comune di Venezia, ma dipenderà da come giocano, perché se giocano come le ultime volte, allora sono spacciati. E intanto chiama alla prudenza il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Credo che la parola d'ordine sia prudenza, nel senso che ci sono delle indagini in corso, è giusto che venga fatta chiarezza. E in questo momento io francamente non ho elementi per poter giudicare la vicenda. Spero che quanto prima venga fatto chiarezza. Se qualcuno ha sbagliato, come sempre è giusto che paghi, se qualcuno non ha sbagliato è giusto che gli venga restituita anche la serenità. E adesso con la cronaca ci spostiamo nella Marca trevigiana. Mi dispiace per mio fratello, ma giustizia è fatta, dice il papà di una vittima di violenza sessuale, all'epoca dei fatti una bambina. Stamattina la sentenza in tribunale a Treviso. È stato condannato a 7 anni di reclusione l'uomo accusato di aver abusato per quasi 6 anni della nipote, da quando appena undicenne venne inghiottita in un vortice di abusi e pressioni psicologiche, un inferno poi sfociato in una pesante anoressia. La sentenza di primo grado nel pomeriggio, con il giudice che sembra aver accolto in toto la linea dell'accusa, che aveva chiesto 6 mesi in più di carcere. Presenti sia lo zio che la nipote, accompagnati dai rispettivi familiari, tra loro ovviamente il gelo, sia prima che dopo il pronunciamento. A parlare con tutte le cautele del caso è il padre della vittima, fratello di quello che è stato descritto come un orco. Mi spiace per mio fratello, però sì, la giustizia ha fatto il suo, insomma. Sono stati anni difficili, immagino, per voi. Difficilissimi.
Sì, abbiamo sofferto molto. L'orrore tra il 2014 e il 2020, fino a quando la vittima si è tolta il peso, confidando il motivo dei suoi disturbi alimentari alla psicologa della scuola. Sono così perché mio zio abusa di me, il racconto, presto diventato denuncia e cristallizzato in sede di incidente probatorio. Carezze, palpeggiamenti, autoerotismo reciproco sarebbero stati frequenti, sempre con la consegna del silenzio. La Corte ora ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro, mentre il risarcimento del danno sarà definito in sede civile. In attesa delle contromosse della difesa resta una famiglia disgregata e tante ferite da rimarginare. Adesso abbiamo anche cambiato casa, per questo. Dovevamo cambiarla prima, poi mi sono ammalato, sì, insomma, è stato 2 anni difficili. Sì. E adesso come state? Come sta la ragazza? La ragazza sta bene, questo è importante. Questo è importante. Forse il fatto oggi di aver avuto giustizia può aiutare nel percorso. Senz'altro, senz'altro. 6 minorenni, 4 di loro hanno meno di 14 anni, indagati per l'aggressione ad una loro coetanea e ancora una volta la scena ripresa con i cellulari. È accaduto a Rovigo. Aggredita da alcuni suoi coetanei, tutti minorenni, e la scena ripresa con i cellulari. Vittima una ragazzina di Rovigo che lo scorso maggio sarebbe stata attirata da alcuni giovanissimi nei giardini che si trovano dietro al Tempio La Rotonda. Qui sarebbe stata cerchiata, colpita con alcuni oggetti, le sarebbero stati tirati i capelli e poi minacciata con una pistola ad aria compressa e un coltellino con apertura a farfalla. Il tutto ripreso dai minori con i loro smartphone. È stata la madre della vittima a denunciare i fatti alla squadra mobile di Rovigo, che ha immediatamente dato il via alle indagini. 6 minorenni, 4 di loro con meno di 14 anni, indagati per i reati di percosse, minaccia e violenza privata commessi in concorso tra loro. Uno dei giovani risulta anche indagato per il porto di armi o oggetti atti ad offendere. In questi giorni negli uffici della squadra mobile si sono svolti gli interrogatori dei 6 minorenni, sottoposti anche a perquisizioni domiciliari che hanno consentito agli agenti di recuperare la pistola e il coltellino in possesso ad uno degli indagati. A tutti i giovani coinvolti sono stati anche sequestrati gli smartphone. Attività quella posta in essere dai poliziotti della squadra mobile Rodigina sotto la direzione dell'autorità giudiziaria veneziana, che, anche facendo seguito a quella svolta per fatti analoghi avvenuti lo scorso ottobre in occasione del Marti Franco, testimonia la costante attenzione di tutti gli organi inquirenti rispetto ai fatti delittuosi posti in essere da soggetti minorenni, ha spiegato il questore Giovanni Scali. Episodi spesso immortalati e poi diffusi, ha continuato, tramite social, che non devono essere sottovalutati semplicemente in ragione della minore età dei protagonisti, spesso per primi erroneamente convinti dell'assenza di conseguenze per le proprie azioni commesse in giovane età, ha concluso il questore di Rovigo. Rischia di affogare in un laghetto ad Arsiero, 12enne salvato, ma adesso è ricoverato in gravi condizioni. Arsiero, è mezzogiorno quando un 12enne sta facendo il bagno nelle pozze che il torrente astico crea in contrada della Pria, dove l'acqua è profonda fino a 9 metri. Alcuni bagnanti però a un certo punto si accorgono che il ragazzino è in difficoltà e sta annegando. Qualcuno si tuffa per salvarlo, viene riportato a riva, ma è rimasto sotto abbastanza per apparire grave. Viene allertato il 118, sul posto si precipitano i medici e gli infermieri che prestano le prime cure. Poi l'elisoccorso di Verona porta il 12enne all'ospedale San Bordolo, dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. L'ipotesi di una mano pirata per l'incidente ai fuochi di Malamocco di domenica scorsa è quanto emerge dalle indagini ancora in corso. Potrebbe esserci la mano di uno o più sabotatori in merito all'incidente dei fuochi d'artificio di Malamocco, caduti domenica sera scorsa ad altezza uomo con pezzi incandescenti che hanno causato il ferimento di 10 persone, tra cui un bimbo di 10 anni, dimesso soltanto nelle scorse ore dall'ospedale, dopo le ustioni di primo e secondo grado riportate alle gambe. È una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, che non escludono il pirata o i pirati dei fuochi di Malamocco possano aver agito indisturbati da una barca
o più probabilmente da un pontone, e da qui che pare possano aver sparato i fuochi pirotecnici a 250 metri dalla riva. Distanza quest'ultima infatti impossibile da raggiungere per i fuochi in questione, per la peculiarità e la specificità degli stessi, vista il raggio di caduta di 80 metri e non di più. A confermarlo anche le analisi degli inquirenti con carabinieri e vigili del fuoco. Attestano come domenica distanza di sicurezza e prescrizioni fossero invece a norma. Si sta continuando ad indagare, puntualizza oggi il prefetto di Venezia Darco Pellos. Ci sono delle indagini in corso, verranno accertate se ci sono delle responsabilità. È comunque un episodio negativo nella gestione di eventi di questo genere che ha bisogno di essere approfondito. Dunque è stato davvero un pirata o più umani a sabotare i fuochi di domenica a Malamocco? Gli inquirenti lanciano un appello: contattate le forze dell'ordine se qualcuno fosse in possesso di immagini utili alle indagini, magari girate anche con il drone. Diversamente, se l'ipotesi dei pirati prendesse corpo, gli stessi potrebbero agire nuovamente e potrebbero esserci nuovi feriti o peggio anche delle vittime. E nuova ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore in Veneto. Dalla tarda mattinata di domani, infatti, progressivo aumento dell'instabilità a partire dalle zone montane e pedemontane della nostra regione, con probabili rovesce e temporali anche intensi, con locali grandinate e forti raffiche di vento. Possibile estensione poi dei fenomeni dalla serata anche sulla pianura, dove non si escludono locali fenomeni intensi fino alle prime ore di sabato. Queste per lo meno le previsioni che riguardano appunto la nostra regione. E allora il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalle 11 di domani alle 8 di sabato 20 luglio. È previsto anche il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta. Possibile infine un innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria. E c'è stato oggi un nuovo test di IT-Alert tra le province di Belluno e Treviso. È stato simulato il collasso della diga della Stua in Val Canzoi nel Feltrino, in 14 comuni lungo il Piave, 4 nel Bellunese e 10 nella Marca Trevigiana. L'allarme è arrivato direttamente sullo smartphone. Allarme. Collassata la diga della Stua in Val Canzoi nel Bellunese, allontanarsi dai corsi d'acqua. Per fortuna solo un'esercitazione, una prova annunciata del sistema IT-Alert coordinata dall'assessorato regionale di protezione civile con il Dipartimento Nazionale diretto da Fabrizio Curcio. Il suono prolungato di allerta ha agganciato i cellulari di tutti i cittadini che si sono trovati anche solo di passaggio nel perimetro amministrativo dell'area individuata dal test. Tutti tranne chi si trovava in Val Canzoi, ha fatto sapere l'assessore Giampaolo Bottacin, che ha segnalato il problema noto dell'assenza di segnale proprio nella vallata della diga della Stua. Una conferma, spiega Bottacin, della necessità di provvedere e implementare la copertura telefonica nelle aree che il sistema individua di volta in volta per rafforzare la sicurezza in caso di reale emergenza. Il test ha simulato il collasso dello sbarramento e l'allarme è scattato in 4 comuni bellunesi: Borgo Valbelluna, Cesio Maggiore, Feltre e Sette Ville, e in 10 comuni del Trevigiano: Crocetta del Montello, Giavera, Moriago e Nervesa, Pederobba, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello. Per il Veneto si tratta del terzo test IT-Alert, dopo quello generale di settembre 2023. Nei prossimi mesi ne seguiranno altri 2, un primo a simulazione di un incidente rilevante che riguarderà uno stabilimento industriale e un secondo a simulazione di un incidente nucleare.
In chiusura vi ricordo un appuntamento con la programmazione di Antenna 3 per domenica. Dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città. Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domenica 21 luglio dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca. Per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo la celebrazione. Ed è tutto, vi lascio ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.